Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto, faremo una meditazione completa sulla stella di Davide e praticamente una somma di tutte le meditazioni piccole che abbiamo fatto insieme e la riuniremo in una grande meditazione che potremo fare nei momenti in cui abbiamo molto tempo. Quindi prima di iniziare vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e il canale Telegram. E se vi scappa anche un super like è sempre benvenuto. Poi vi chiedo anche una cosa, una cortesia, di non contattarmi in PVT per richieste private se non sono per consulenze, perché purtroppo ogni giorno ricevo tantissime richieste che mi fanno perdere tempo, perché purtroppo lo devo tenere per i miei clienti. Grazie cari amici, e iniziamo con questa meditazione sulla stella di Davide completa. Bene, mettetevi comodi, tranquilli e ispirate. Ispirate profondamente, mettetevi in un posto tranquillo dove nessuno vi possa disturbare e iniziamo questa meditazione. Prendete coscienza dei vostri sensi, riconoscete le vostre papille gustative passando la lingua sopra i denti superiori e quelli in basso. Permettete al profumo della stanza di penetrare il vostro essere e incominciate a sentire i suoni che penetrano la vostra coscienza, cosa toccano le vostre dita, dove si focalizzano i vostri occhi. E a questo punto chiudeteli. Lasciate che i pensieri scorrano gentilmente, senza forzarli e senza incoraggiarli. In questo momento voi siete al sicuro, con gli occhi chiusi. Visualizzate un prato meraviglioso a forma di una enorme stella di Davide a 6 lati. Cominciate a sentire il profumo dell'erba sotto i vostri piedi scalzi. State camminando sull'erba in questo momento e sentite la sua tenera sontuosità. Vi trovate a camminare su un pontile e guardi il mare blu profondo. Ti identifichi col mare, coraggioso col mare coraggioso che persino sospira, respirando con le sue onde poderose. In questo momento prendete il tempo per sentire la sua immensa profondità. Identificatevi con questa forza. Dedicate il tempo a completare l'immagine del mare. Respira la sua essenza fresca, pura e forte. Una brezza vi solleva. Vi trovate a riposare, leggero su un enorme petalo di rosa. Senti la sua morbidezza e gentilezza. La brezza solleva il petalo leggermente e avverti la sensazione della sua vita interiore. Il suo rapporto simbiotico con la natura. Sentite la sua potenza crescere, fiorire e socchiudersi. Notate la sua potenza svilupparsi, crescere e maturare spiritualmente. Identificatevi con il fiore. Voi siete il fiore. Continuate a camminare. Da lontano vedete un leone. Notate la sua maestosità e il comportamento regale. Il leone avanza scivolando ignaro di te. Riconoscete il suo coraggio, identificatevi con il leone. Renditi consapevole della la sua maestosità, il suo comportamento regale, nel dominio del regno della tua mente e delle tue emozioni. Anche tu puoi essere il re della giungla spirituale. Contemplate questo per un istante. Mentre passeggi sul prato meraviglioso, vedi il tuo migliore amico che ti fa un cenno sorridendo. Empatizzi immediatamente con la sua franchezza e calore. Inizia a riflettere nelle tue capacità di essere un amico altruista e attento. E a questo momento riconoscete la vostra capacità di caricare la propria compassione di saggezza mentale ed energia positiva. E in questo momento dedicate alcuni istanti per contemplare questa cosa. Pensa agli arcangeli mentre passeggi. Senti Michele che cammina dalla tua destra, inondati di compassione. Gabriele cammina dalla parte sinistra, offrendoti direzione e scopo. L'arcangelo Uriel cammina davanti a te, portando l'illuminazione interiore. Raffaele cammina dietro di te, rafforzando le tue capacità di guarigione. Trascorri un minuto con la sensazione che le forze angeliche ti impregnino della loro bontà e dei loro doni.
Ora inizi a camminare lungo l'angolo finale, l'angolo della Shekinah. Permettiti di fonderti con la stella di Davide, diventi consapevole che tu sei la stella ed essa in te. Riconosci la tua anima e il cordone umbilicale che ti collega al cuore della stella, al suo vero e proprio centro del nucleo. Sei collegato al nucleo, sei un'escrescenza del nucleo, una proiezione di valore infinito sullo schermo del tempo e dello spazio. Sei tutto con tutto, rimani qualche istante collegato col tutto. Cari amici, a questo punto voi potete rimanere in questa stella, in questo stato, in questo posto che avete creato dentro di voi e nessuno ve lo potrà mai rubare. Questo posto crescerà, si concretizzerà sempre di più giorno dopo giorno, momento dopo minuto. Ogni volta che farete questa meditazione, dentro di voi si creerà una piccola fortificazione che nessuna entità astrale, vampiro energetico potrà mai rubarvi. E praticamente questa meditazione vi creerà un sigillo immenso che adagio vi comincerà a portare sempre di più benedizioni. Bene, cari amici, anche per oggi è finito questa piccola pillola. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera teniamo dei corsi di esoterismo. E vi ricordo, se avete un super like, di farlo, e mi raccomando, non contattatemi in PVT se non sono per consulenze, perché